Cari amici, ben ritrovati, Eventi dal territorio. Quest'oggi vuole raccontarvi quello che succede all'interno del nostro paese, Valdobbiadene. Sappiamo tutti la situazione quale è, quali restrizioni siano state messe in campo, e a tal proposito abbiamo qui in collegamento videotelefonico il sindaco di Valdobbiadene, il dottor Luciano Fregonese. Luciano, mi permetto di darti del tu. Qual è la situazione di polso qui a Valdobbiadene? Sappiamo che l'amministrazione è anche in concerto con la protezione civile in prima linea. Grazie, buongiorno. La situazione qui a Valdobbiadene, come del resto in tutto il territorio regionale e nazionale, è in continua evoluzione giorno per giorno. Dal punto di vista, diciamo, sotto il profilo sanitario, ci sono delle buone risposte finalmente rispetto ai giorni precedenti. Questo però non ci deve far calare l'attenzione su quelle che sono le regole da mantenere e che sono state più volte ribadite anche nel susseguirsi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze regionali. Lo sapevamo, lo sappiamo, dobbiamo ricordarcelo anche nei prossimi giorni che se da un lato possiamo essere, diciamo, iniziare a essere contenti dei primi dati positivi, dall'altro dobbiamo continuare a mantenere la distanza dalle altre persone, le buone regole del restare a casa se non per motivi di lavoro, di salute o di necessità urgente, e le altre regole anche nuove dell'ordinanza appena emanata dalla Regione, che sarà valida da domani, quella di ulteriori accorgimenti nel frequentare certi luoghi, soprattutto i supermercati, mantenendo appunto la mascherina e i guanti. Dobbiamo mantenere ancora queste regole perché era stato detto fin da subito che da quando si potrà, e lo stiamo vedendo nei prossimi giorni credo, da quando si potrà vedere un calo del trend di crescita dei contagi, bisognerà mantenere questa attenzione per alcune settimane, e poi progressivamente dovrebbero iniziare alcune aperture e vedremo quali saranno, soprattutto delle attività produttive e economiche, ma non sarà un'apertura immediata di tutto. Avremo bisogno di ulteriori settimane per diciamo, arrivare nella terza fase, che è quella del progressivo appunto allentamento delle misure. È molto importante in questa fase mantenere le regole, perché, e questo lo sappiamo dal caso di Wuhan, della Cina, allentare l'attenzione adesso potrebbe in brevissimo tempo rimettere in circolo il coronavirus, e quindi vanificare tutto quello che di buono è stato fatto sostanzialmente nel mese di marzo, nelle ultime settimane. Quindi attenzione assolutamente, continuare ciascuno per la propria parte a rispettare le regole che fino ad oggi hanno permesso alla sanità veneta di reggere. Abbiamo ora più che mai tutti capito che siamo in buone mani, abbiamo medici, infermieri molto competenti che stanno lavorando alacremente da settimane, giorno e notte. Ecco, proprio per loro, soprattutto per loro, cerchiamo di rispettare le regole, soprattutto anche per i nostri vicini, i nostri amici, i nostri compaesani. Chiunque di noi potrebbe essere, insomma, soggetto a contrarre il virus, e quindi portiamo ancora pazienza qualche settimana. Luciano, ci uniamo anche noi agli auguri che hai fatto e ai ringraziamenti che hai fatto a tutto il comparto medico. Un'ultima domanda: la situazione a Valdobbiadene per quanto riguarda la cittadinanza contagiata, come siamo, in che situazione siamo? Allora,
approfitto, grazie per la domanda, per anche spiegare qual è la posizione dell'amministrazione che ho avuto già modo di esprimere pubblicamente, ma lo farò ancora una volta. C'è un contatto quotidiano tra il sindaco, in quanto autorità locale di pubblica sicurezza e di salute, e un contatto quotidiano con il servizio epidemiologico dell'ULSS 2, con il servizio igiene, in generale con l'azienda sanitaria. Vengono comunicati in via strettamente riservata quelli che sono i dati di persone e famiglie soggette alla quarantena, che sia quarantena da caso, quindi da sintomi rilevati, o da contatto, e quindi per contatto si intende quelle persone che il servizio igiene chiama nelle indagini che fa nel momento in cui rileva un caso. Vengono chiamate tutte le persone che possono aver avuto un contatto ravvicinato per più di un quarto d'ora con la persona, oppure all'interno di una stanza per più di un'ora, comunque secondo dei criteri che il servizio igiene, anche attraverso i medici di base, valuta. Per cui tutte queste persone, che siano dei casi o dei contatti, sono comunque messe in quarantena e periodicamente contattate attraverso il medico di base o attraverso direttamente il servizio epidemiologico e il servizio igiene, per valutare lo stato di salute di queste persone. Ai comuni, al sindaco, vengono indicati questi dati, perché chi è in quarantena può aver bisogno ed ha bisogno generalmente del supporto dei servizi sociali del comune, che provvedono, se necessario, a portare la spesa, portare mascherine, portare medicinali, o assistere attraverso operatori sociosanitari a assistere queste persone, generalmente le persone più anziane, che hanno bisogno di essere seguiti per le pulizie e, se necessario, per alcune cure di tipo infermieristico, e quindi anche in questo caso gli operatori sociosanitari intervengono. Ecco, questi operatori sociosanitari hanno avuto anche di recente, abbiamo avuto la possibilità di fare in videoconferenza un corso di aggiornamento sull'utilizzo dei dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale, affinché possano lavorare in assoluta sicurezza, quindi mascherine FFP2, tutte in Tyvek, dei calzari, guanti nitrile e occhiali di tipo chirurgico, che il comune ha provveduto nelle settimane scorse ad acquistare, anche grazie a donazioni di privati, e quindi chiunque opera in sicurezza, ognuno ha i suoi dispositivi, ha le sue mascherine specifiche, anche i volontari di protezione civile hanno le mascherine di tipo chirurgico. Ai cittadini, attraverso la fornitura della regione e attraverso anche una donazione da parte della confraternita, sono state distribuite le mascherine, diciamo, più semplici, che possono essere utilizzate per l'uso quotidiano, per andare a fare la spesa. Sono dispositivi di sicurezza differenti a seconda dell'uso. Ecco che il lavoro del comune, e per questo ringrazio gli uffici dei servizi sociali e gli operatori sociosanitari che seguono queste famiglie, stanno tutte bene, sono seguite dal comune appunto per la parte di assistenza domiciliare. La cosa importante per tutti è quella di capire che sono persone, sono famiglie che si trovano momentaneamente in una situazione di disagio, perché costretti alla quarantena, e quindi meritano il rispetto di tutti. Il rispetto lo si ottiene anche nel, come dire, nel tutelare questa condizione di disagio che hanno queste persone, che sono assolutamente seguite dal servizio sanitario, dal comune con i servizi sociali, e quindi la vicinanza e l'augurio a queste famiglie di poter presto uscire dalla quarantena si manifesta anche nel rispetto
al dato assolutamente personale, individuale sulla salute delle persone. Se vogliamo bene anche a questi nostri concittadini, a maggior ragione dobbiamo stare a casa, muoverci per ragioni di lavoro, di salute o per estrema urgenza, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro dalle altre persone quando ci si muove, quando necessario usare la mascherina, usare i guanti e soprattutto lavarsi anche frequentemente le mani. Rispettiamo queste regole, così dimostriamo ai nostri concittadini veramente di voler bene loro e di volerci bene come comunità. Sindaco, noi ti ringraziamo di questo intervento che ci ha spiegato veramente la situazione a Valdobbiadene. Nel ringraziarti, io volevo farti un'ultima domanda. So che non te l'aspettavi perché sei anche molto restio a essere sotto i riflettori. Un ringraziamento doveroso va anche a tutti i volontari della Protezione Civile che nelle settimane scorse hanno potuto riattivare i guicciardini. Sì? Grazie. Certamente un ringraziamento va dato anche a tutti i volontari di protezione civile. Nello specifico per i guicciardini a Valdobbiadene hanno operato volontari di protezione civile, gli alpini e degli antincendi boschivi. Peraltro continuano ad operare con un servizio di guardiania, di custodia al guicciardini. Sono state impegnate le squadre alpini e AVAP di Valdobbiadene, ma anche dei comuni vicini, praticamente che sono arrivati da tutta la provincia. Quindi è un ringraziamento che estendo a tutte queste persone che hanno operato. Colgo anche in questo caso l'occasione per dire, perché in questi giorni ho avuto molte richieste da parte di persone che hanno chiesto di poter dare una mano ai volontari di protezione civile. Ecco, i volontari di protezione civile vengono abilitati a dare servizio dopo diversi mesi, diciamo almeno 6 mesi di frequentazione di corsi di formazione e continui aggiornamenti che fanno. Quindi positivo che ci sia questa alta attenzione, questa voglia di dare una mano e di diventare, di far parte di queste associazioni. Per farlo è importante, diciamo, finita questa fase di emergenza, che vi avviciniate a queste associazioni. Sono conosciute, hanno siti internet, insomma possono essere conosciute anche attraverso di voi che svolgete un servizio di informazione pubblica. Potete assolutamente entrare a far parte di queste associazioni, vi spiegheranno come entrare, quali corsi frequentare, corsi peraltro gratuiti per i volontari, perché sono le stesse associazioni che si occupano di sostenere questi costi. Abbiamo tanto bisogno di volontariato, abbiamo bisogno di un volontariato che sia preparato, formato e che sia diciamo, che svolga, come sempre ha dimostrato anche nel caso dell'ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, che sia una garanzia per tutti noi. Quando operano questi volontari assolutamente dobbiamo essere non solo riconoscenti ma anche consapevoli che siamo in buone mani. Sindaco, noi ti ringraziamo nuovamente per il tempo che ci hai dedicato. Sappiamo che adesso sei impegnato in altri impegni, quindi nuovamente grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito e diamo appuntamento al prossimo servizio.